decisione del governo, torna la zona gialla dal 26 aprile, via libera alle attività purché all'aperto, anche ristoranti e spettacoli, scuole in presenza per tutti. Se i ristoratori non sono soddisfatti delle riaperture anticipate, i titolari di piscine e palestre sono delusi, così è la nostra fine, dicono, scenderemo di nuovo in piazza. Vigilia di mobilitazione per il Vax Day di domani dedicato agli over 80 finora non immunizzati, ultimo appello del direttore Benazzi, fatevi avanti, forte aumento del contagio nelle scuole. Tragico schianto lungo la 4 a Cessalto, 47enne muore nella sua auto completamente schiacciata tra due camion, traffico in tilt per tutto il pomeriggio. A Cassugan arriva il formatore della tutela della legalità, si tratta dell'ex colonnello dell'Arma Salvatore Gibilisco, la mafia ha bussato al nostro comune, dobbiamo contrastarla in ogni modo, ha detto il sindaco. Prodotti non a norma, operazione della finanza di Treviso, sequestrati in 3 supermercati 100.000 mascherine e 300 litri di gel igienizzante. Erano rimasti bloccati tra gli alti muri in cemento in un canale di scolo del Brentella Crocetta del Montello, alcuni anatroccoli salvati dai vigili del fuoco. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi l'avete sentito, anticipate al 26 aprile le prime riaperture solo all'aperto con la reintroduzione della fascia gialla, novità anche per gli studenti. Si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Sono le 15:40 quando il premier Mario Draghi in conferenza stampa conferma le indiscrezioni che circolavano in tarda mattinata al termine della cabina di regia del governo. Il 26 aprile è la data delle prime riaperture con il ritorno della fascia gialla nelle regioni i cui dati epidemiologici saranno buoni. Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati. I dati in miglioramento parlano di un R-Conti a 0,85 e di un'incidenza di 182, situazione legata, spiega il ministro Speranza, alle misure adottate e alla campagna vaccinale. A chi teme che si possa tornare indietro, a nuove chiusure, il premier Draghi risponde facendo appello ai giusti comportamenti perché questi, sottolinea, saranno fondamentali insieme alle vaccinazioni che andranno avanti senza problemi. La probabilità che si debba tornare indietro è molto piccola, molto bassa. Il principio faro a cui guarda l'esecutivo in questa prima ripartenza è quello della gradualità che passa attraverso le attività all'aperto, dove, spiega Speranza, le possibilità di contagio sono inferiori rispetto ai luoghi chiusi. Questo principio proveremo ad applicarlo sicuramente sull'ambito della ristorazione, ma non solo nell'ambito della ristorazione, e ci accompagnerà in questa fase di transizione. L'idea che abbiamo è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all'aperto. Altre idee che dal 1° di giugno si possano riattivare alcune attività connesse alle palestre. Ancora dal 1° di luglio possiamo immaginare attività di natura fieristica. Dal 26 aprile riaperti anche teatri, cinema e gli spettacoli, consentiti però solo all'aperto. Gli spostamenti che saranno concessi tra regioni, che saranno consentiti tra regioni gialle e poi con un pass, un certificato tra regioni di colore diverso. Un modello prudenziale dunque che mantiene il principio delle fasce, così come resta ancora in vigore al momento il coprifuoco alle 22. Ottima la decisione di Draghi e l'attenzione alla gradualità dettata dal buon senso, al commento a caldo del governatore Zaia che spinge perché ora l'arma del vaccino sia pienamente operativa con le dosi. Noi siamo un esercito senza munizioni, o meglio ne abbiamo poche.
Le munizioni a cui fa riferimento il presidente Zaia altro non sono che le dosi di vaccino indispensabili per far girare al massimo i motori della macchina vaccinale. Al momento il 90% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose. In questo fine settimana si punta a completare il target con una consapevolezza. Il 5% degli over 80 non si vuole vaccinare. Dato che corrisponde a 18.000 over 80 su un totale di 358.540, numero che emerge dopo l'intensa attività di porta a porta fatta da aziende sanitarie e medici di base e sindaci tra gli ultraottantenni, un'ultima chiamata insomma in vista del Vax Day del fine settimana. Si proseguirà poi con le successive fasce d'età. Stiamo andando avanti anche con i 70-79 che ormai sono a fine giornata sono il 60% vaccinati, 60% prima dose. Apriremo i 60-69, mi permetto di dire anche più velocemente di quello che potete pensare, e poi scendiamo ai 50-59, 40-49 fino ai 16-19. E il presidente Zaia ha annunciato per la settimana prossima la presentazione del calendario delle vaccinazioni per la restante popolazione veneta. La prossima settimana vi darò il famoso tabellone a colori dove ognuno in base all'età sa quando, comunque in teoria, su una previsione che facciamo noi in base a uno standard di forniture, dovremmo iniziare a vaccinarci. In settimana vi daremo già, come si può dire, il mese nel quale dovrebbe iniziare la chiamata. Contiamo, se non ce la facciamo la prossima settimana, il massimo inizio dell'altra, annunciare anche date più precise. Ci vogliono vaccini, ma soprattutto il mio appello è affinché i vaccini ci debbono essere, ma ci sia quantomeno una programmazione da qua ai prossimi mesi di certezza sugli arrivi. Per quanto riguarda invece la ripartenza da fine mese, saranno riaperture graduali. Dobbiamo iniziare una fase di convivenza con obiettività e buon senso, quindi un'apertura graduale partendo dalla riaperta. Attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che il rischio è sempre dietro all'angolo. Sono reazioni contrastanti quelle che arrivano dal mondo del terziario dopo la decisione sulle riaperture. Bene per i ristoranti, male, malissimo per i titolari delle palestre e piscine. È una buona notizia, certo, perché va nell'ottica della ripartenza, ma è soprattutto una buona notizia perché nei limiti del possibile è stata data con il massimo anticipo. Stavolta almeno si può programmare la ripartenza, dice il presidente dell'Ascom Trevigiana, guardando alle linee presentate dal premier Draghi. Nelle sue parole un mix di cautela e soddisfazione per le riaperture anticipate il 26 aprile. Del resto nella Marca sono 4.000 le imprese del terziario a rischio chiusura nel 2021 e il fattore tempo è diventato determinante. Ogni giorno, così come dal punto di vista sanitario dà la possibilità, grazie ai vaccini, di salvare delle vite, così ogni singolo giorno in cui si anticipano le aperture e si danno i sostegni dà la possibilità di salvare dei posti di lavoro. Anche per questo sarà cruciale la collaborazione con gli enti locali, soprattutto sul fronte dei plateatici, dice l'Ascom, e immediata è arrivata la rassicurazione di Casugana per procedure semplificate. L'umore è nero invece tra i titolari di piscine e palestre che potranno riaprire il 1 giugno una doccia gelata. Noi eravamo veramente tutti pronti per maggio e quindi in qualche maniera abbiamo tirato avanti sperando di poter cominciare, ma adesso aprile a giugno per noi vuol dire farci morire, perché comunque giugno è l'estate, la gente non viene più in palestra e per noi vuol dire iniziare a lavorare a gennaio 2022 e sono 20 mesi. La violenza vera e propria ce la fa il governo, altro che noi, sono loro che stanno la violenza a noi. Vigilia di attesa per il Vax Day che dovrebbe consentire di vaccinare tutti gli over 80. Ultimo appello del direttore generale rivolto anche ai familiari per superare eventuali resistenze. Chiaro che diciamo a loro e ai loro figli:
vaccinate i vostri genitori, consigliate i vostri genitori di vaccinarsi, perché questa è la salvezza, perché il vaccino ci salva la vita. E un ultimo accorato appello, quello che il direttore generale dell'ULSS 2 rivolge agli over 80 e loro congiunti che non hanno ancora sciolto le riserve sul vaccino a poche ore dal Vax Day programmato per sabato 17 aprile, una percentuale che va dal 3 al 5%. Effettivamente questa è la percentuale che riusciamo a vedere dai dati che stanno tornando dai sindaci. Sindaci e comuni che hanno provveduto a informare chi restava fuori. Questa era l'ultima chiamata, nel senso che adesso la mappatura è definitiva, insomma le chiamate sono state fatte tutte, direi che poi quello che resta è davvero una percentuale minima che può rientrare nella normale poi programmazione delle vaccinazioni. Il Comune di Treviso aveva un elenco di 1600 cittadini over 80 ancora da vaccinare. Tra questi anche gli anziani allettati che non saranno più vaccinati a domicilio domenica dagli operatori dell'ULSS, ma dai medici di famiglia nella prima parte della settimana, con relativa sospensione dell'attività di ambulatorio. Con giovedì noi chiudiamo effettivamente tutta la categoria over 80 per proiettarci tra la categoria importantissima anche quella 70-79. Ma il contagio riguarda ogni fascia d'età e galoppa nelle classi ritornate in presenza, 81 le scuole con provvedimenti, di queste 22 superiori. Mediamente abbiamo circa 10 classi ogni giorno in più. Resta la questione principale, quella dei vaccini, ancora troppo pochi, questo significa prenotazioni a rilento. È chiaro che ci auguriamo che da maggio arrivino tanti vaccini e allora effettivamente potremo correre. Ed ora parliamo invece di un progetto pilota a livello nazionale. In comune a Treviso introdotta una nuova figura per il contrasto alla criminalità organizzata, la lotta alla mafia è la priorità. La mafia ha bussato alle porte del comune di Treviso e non abbiamo aperto la porta soltanto perché i dipendenti del nostro comune hanno seguito dei protocolli attenti, scrupolosi e rigidi. L'interdittiva per mafia emessa a inizio febbraio dalla prefettura e che ha riguardato i lavori alla Don Milani di San Zeno non è stato solo un campanello d'allarme, ma la prova che il crimine organizzato c'è e che tende a confondersi e insinuarsi tra le pieghe della crisi provocata dalla pandemia. Anche per questo il comune di Treviso, primo in Italia e con il sostegno di Avviso Pubblico, ha introdotto la figura del formatore alla tutela della legalità. Sarà il colonnello Salvatore Gibilisco, già comandante a Castelfranco, poi al nucleo informativo del comando provinciale di Treviso, da poco meno di 2 mesi in pensione. La sua esperienza sarà messa a disposizione degli uffici di Casugana. Si è sgretolata da tempo l'immagine di un Veneto o di una Treviso impermeabile alle infiltrazioni mafiose. Ci sono i casalesi, c'è l''ndrangheta, c'è la camorra, dunque dobbiamo monitorare attentamente il nostro territorio facendo rete. C'è poi la massa di denaro che arriverà con il recovery plan sui territori, Treviso compresa. Questa pioggia di miliardi che arriverà a breve nella Marca trevigiana può attirare l'attenzione di cosche spregiudicate che si combattono e si muovono nella corsa verso l'arricchimento. Ringrazio innanzitutto il sindaco per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato. Noi vogliamo strutturarci, organizzarci, prepararci perché la malavita non la faccia da padrona nella nostra città, trovi le istituzioni che appunto agiscono nella legalità che ostacolano questa sorta di tentativo di approccio. Ed ora la pagina economica con l'accordo firmato questa mattina a Castelfranco tra comuni, banche e associazioni economiche per un fondo a sostegno ad artigiani e piccole imprese creato versando €1 per ogni residente. Ogni comune ha messo a disposizione una cifra. Tale cifra corrisponde a poco più di €1 per abitante, quindi partendo da Castelfranco a €33.000 che ha investito, fino ad arrivare a Vedelago con i €18.000. €1 a cittadino per sostenere le imprese del territorio.
È il cuore di Apertamente, accordo firmato oggi a Castelfranco tra 6 comuni della zona con le rappresentanze di artigiani e piccole imprese e soprattutto alcune banche del territorio. Capofila Castelfranco con Vedelago, Loria, Castello di Godego, Riese e Resana che complessivamente hanno messo a disposizione 100.000 euro. Nasce dall'anno scorso dalle esigenze di essere vicini alle imprese del territorio della Castellana e con l'obiettivo di massimizzare e ottimizzare le risorse che la pubblica amministrazione poteva mettere a disposizione. Una base economica che alimenterà un fondo per il credito alle imprese. Alla fine questa somma, attraverso un moltiplicatore reso possibile grazie alla collaborazione delle banche e ai consorzi Confidi, è arrivato a mettere a disposizione ben 1.400.000 euro nel nostro territorio. Si tratta di microcredito, quindi di finanziamenti agevolati a disposizione di qualsiasi attività produttiva, quindi parliamo anche di qualsiasi partita IVA, che dovrebbero riuscire ad ottenere con tutta una formalità molto agevolata. Prestiti con termini decisamente agevolati. Io sono un'azienda, ho bisogno di un finanziamento, quanti soldi riuscirò ad ottenere e in quanto tempo dovrò restituirli, soprattutto con chi interessa. Se lei è un'azienda potrà avere un credito da 10 e 30.000 euro da rimborsare in un massimo di 72 rate con un tasso di interesse allo 0,7%. Siamo alla cronaca, tragedia in A4 all'altezza di Cessalto, un tamponamento fra 2 camion, in mezzo finisce stritolata una macchina, nulla da fare per l'automobilista. È tristemente conosciuto come il tratto maledetto, ennesima tragedia della strada in A4, alle 13.30 un boato, 2 camion si tamponano, in mezzo finisce una macchina. Il gravissimo incidente si è verificato tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione est verso Trieste. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, l'auto completamente schiacciata tra 2 mezzi pesanti. All'interno l'automobilista, un 47enne di Mira. I vigili del fuoco devono lavorare a lungo per riuscire ad estrarre il corpo dell'uomo. Per lui purtroppo non c'è più nulla da fare. Ferito uno dei 2 camionisti che è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale di Oderzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono stati i pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e da Mestre con l'autogru ad estrarre la vettura finita schiacciata sotto il camion. Sull'asfalto ancora una volta le lamiere contorte, nell'auto i ricordi di una vita, l'ennesima spezzata lungo questa autostrada. Gli uomini del SUEM nulla possono fare per l'automobilista morto sul colpo. La dinamica di questa tragedia è al vaglio della polizia autostradale. Lungo la A4 immediatamente il traffico rimane paralizzato, la circolazione in direzione est viene interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre alla polstrada, anche il personale di Autovie Venete. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore. Il lungo serpentone di camion e auto che intanto ha formato chilometri di coda ha iniziato a muoversi solo nel tardo pomeriggio, quando è stata aperta una corsia. Ed un altro incidente, questa volta fra auto, moto e bicicletta nel pomeriggio di oggi alle 17.45 a Resana in via Cazzane sulla strada provinciale verso Levada. Sul posto si sono subito recati SUEM 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine per i rilievi del caso. Ciclista e motociclista sono stati portati, uno al pronto soccorso di Castelfranco Veneto e l'altro in quello di Campo San Piero. Nessuno dei 2 sarebbe grave. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, sequestrate 100.000 mascherine e 300 litri di gel igienizzante. Il blitz è scattato nelle ore scorse. La Guardia di Finanza di Treviso si è presentata in 3 supermercati del Trevigiano e ha sequestrato ben 100.000 mascherine chirurgiche e 300 litri di gel igienizzante. Si tratta dell'ennesima operazione delle Fiamme Gialle a tutela sia della leale concorrenza sul mercato che della sicurezza dei consumatori. Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, ben 93.000 mascherine erano prive delle indicazioni previste dal Codice del Consumo, quale il nome dell'importatore, il nome del produttore. In questo caso erano tutte mascherine cinesi. Ciò è importante proprio per tracciare la filiera produttiva e la filiera distributiva. Altre 7.000 mascherine erano prive proprio delle indicazioni in lingua italiana. Negli ultimi giorni i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno intensificato i controlli. 3 i supermercati finiti nel mirino, Treviso, Conegliano e Villorba. Tutti i prodotti sequestrati erano stati messi in commercio in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo.
I titolari delle attività commerciali, fra l'altro, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Treviso. L'appello degli uomini della finanza ai consumatori di prestare massima attenzione. I controlli continueranno. Il mercato è inondato di questi prodotti e noi continueremo ad essere presenti, quindi a controllare affinché i prodotti messi in commercio tutelino la salute dei consumatori. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. A maggio sarà percorribile un altro tratto della superstrada pedemontana veneta, ma nei sindaci cresce la preoccupazione per la viabilità secondaria. 2022 sicuramente la pedemontana sarà tutta percorribile. Una data precisa è quella indicata dalla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti, una convinzione avvallata dalla notizia che il tratto Bassano-Montebelluna sarà aperto dai primi giorni di maggio. E se da una parte c'è attesa da chi oggi spende oltre un'ora di tempo per percorrere questo tratto, sapendo che a breve si ridurrà a non più di 20 minuti, dall'altra c'è il timore dei territori interessati dai caselli, in particolare Loria. Abbiamo 2 caselli a nord, praticamente ai confini con il nostro territorio. Quindi è chiaro che la soddisfazione per l'apertura della superstrada c'è, dall'altro lato c'è anche la preoccupazione che poi il traffico in uscita si riversi sui nostri territori con tutte le possibili conseguenze. Ma abbiamo già una paura importante, credo che nel momento in cui sarà attiva tutto il traffico, soprattutto pesante, si riverserà sul paese di Loria e di conseguenza anche Castello di Godego, mettendoci già in grosse difficoltà. Quello che preoccupa maggiormente è l'assenza della viabilità complementare. I servizi collaterali tipo la bretella sono altrettanto fondamentali perché altrimenti i centri dei paesi rimangono schiacciati dal traffico. Ripensare a quella bretella che dal casello di Loria possa andarsi a collegare con la 308, quindi con la variante di Padova a Castelfranco Veneto. Del resto sono tutti convinti che la pedemontana veneta non farà la fine di quella lombarda da Brescia a Milano, costantemente svuotata da pedaggi troppo alti. È un servizio che sarà a pagamento per un determinato periodo. Se questo aiuterà a velocizzare i tempi di percorrenza e per arrivare a destinazione, insomma, io credo che credo che la gente sarà anche invogliata, insomma, magari a spendere qualcosa in più pur di far prima di arrivare sul posto dove deve andare senza meno problematiche. Come sarà il tempo nelle prossime ore lo vediamo insieme al generale Iannicelli. Nei prossimi giorni la nostra penisola sarà interessata da un balletto di sistemi perturbati di origine atlantica, sistemi perturbati però che interesseranno con effetti evidenti soprattutto il resto d'Italia. Le nostre zone, grazie a un residuo di alta pressione, saranno risparmiati, però ne risentiremo gli effetti come copertura del cielo, quindi per nuvolosità e poi per precipitazioni nella prossima settimana. Prevediamo un po' su tutte le nostre zone, per domani una velatura, però ci sarà spazio anche per qualche rasserenamento. Per domenica avremo un cielo quasi sempre molto nuvoloso, coperto, non dovremmo avere precipitazioni se non molto localizzate nella seconda parte sulla zona pedemontana, ma poco significative. Questo è un tipo di tempo che ci accompagnerà anche nella prima parte della prossima settimana. Il cielo sarà quasi sempre coperto da nubi in modo molto irregolare e ci saranno anche delle precipitazioni localmente anche un po' più intense. Seconda parte poi della settimana dovremmo avere finalmente un miglioramento. Fatto importante sono le temperature che ormai stanno sempre rimanendo sotto la media, non di molto, ma in questo periodo ancora sotto la media e purtroppo rimarranno, queste sono le previsioni, per quasi tutto il mese, quindi verrà ricordato quest'anno con un aprile piuttosto freddo. Però più in dettaglio prevediamo per domani minime intorno ai 6-7 gradi, massime e dopodomani massime dai 14 ai 16 gradi. Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Salvataggio inconsueto per i vigili del fuoco di Montebelluna. Ieri intorno alle 18:45 sono intervenuti in piazza Nogarè di Crocetta del Montello. I pompieri, su segnalazioni di alcuni cittadini, hanno recuperato alcuni anatroccoli che erano rimasti bloccati in pochi centimetri d'acqua nei pressi di alti muri in cemento in un canale di scolo del Brentella. I vigili del fuoco con un retino hanno preso tutti i pulcini e li hanno riportati ad altezza strada, dove ad attenderli c'era la loro mamma. Ed ora invece siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
Il prefetto di Belluno, Sergio Bracco, è in partenza. Non immaginavo di restare così poco, ha detto il funzionario che lascia a soli 3 mesi e mezzo dal suo insediamento. È stata un'esperienza, per quanto limitata nel tempo, ma è stata un'esperienza forte. A me dispiace lasciare Belluno. 3 mesi e mezzo, una permanenza lampo per il prefetto Bracco a Palazzo dei Rettori, pronto ad assumere da lunedì prossimo il nuovo incarico assegnato dal Ministero alla segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Mi interessa affrontare il nuovo lavoro, rientrare nell'amministrazione della polizia e dare un contributo a quell'amministrazione nella quale ho lavorato per 38 anni. Il prefetto è arrivato il 30 dicembre scorso ed è salito sul treno in corsa dei mondiali. La pandemia non gli ha consentito di girare e incontrare i sindaci della provincia, ma i problemi che affliggono il territorio li ha subito percepiti. Bisogna farvi fronte, così come bisogna pensare a creare nuove occasioni di lavoro. Il problema principale è il lavoro, perché poi il lavoro attira persone, quindi credo che bisognerebbe creare occasioni di lavoro in modo che non siano costretti i bellunesi ad andare via e ci sia qualcuno che possa venire da fuori. Bracco si è augurato che le crisi di ACC e Ideal Standard trovino immediata e positiva soluzione, al contrario ha affermato sarebbe un colpo forte per tutta la provincia. Un territorio sicuro il bellunese, ben controllato dalle forze dell'ordine. Bisogna stare attenti però al fenomeno della violenza contro le donne, che non fa differenza fra città piccole e città grandi, e monitorare gli appalti per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata. Continua a riunirsi il gruppo interforze con tutte le forze dell'ordine presieduto da un funzionario della prefettura, perché gli appalti continuano, quindi ci sono stati appalti, ci sono state imprese che hanno vinto gli appalti sia per il mondiale e ci saranno anche per le Olimpiadi. Il nuovo prefetto Savastano si insedierà il prossimo 26 aprile. Lo stesso giorno il vicario De Rogatis assumerà l'incarico di prefetto ad Ascoli Piceno. Per la copertura del suo posto sarà necessario un concorso. I dati aggiornati al 31 marzo confermano il tracollo del comparto turistico ricettivo in provincia di Belluno e in modo particolare di quello legato alla stagione invernale. La ricettività alberghiera registra nel territorio a vocazione turistica invernale e nei comprensori sciistici perdite fino al 76%, con cali di fatturato medi pari a circa 200.000 euro ad azienda. Il solo comparto alberghiero montano bellunese nell'ultimo quadrimestre ha perso circa 40 milioni di euro di fatturato, a cui vanno sommate le pesantissime perdite partite da campeggi, rifugi alpini, attività extra alberghiere, commercio e pubblici esercizi. Guardie mediche in provincia di Belluno, tra carenza di organico e difficoltà di reperire operatori disponibili. Dopo una segnalazione arrivataci da parte di chi ci lavora, ecco la risposta dell'ULS 1. Stanno chiudendo una alla volta le guardie mediche in provincia di Belluno. Dicono che non ci sono i medici. È vero, siamo al 50% del personale, facciamo turni massacranti. La direzione dice che è colpa del Covid. È un problema non di oggi, ma da più anni e nessuno fa nulla. Io vorrei salvare questo servizio per la gente. Il servizio sono alcuni anni che è in sofferenza per carenza di personale medico. ULS 1 Dolomiti ha attive le guardie mediche di Belluno, che comprende anche quella dell'Alpago, Feltre, Lamon, Mel, Caprile, Canale d'Agordo, Val di Zoldo, Cortina d'Ampezzo, Santo Stefano di Cadore, mentre dal 2014 sono chiuse Agordo, Longarone e Auronzo. Noi non vogliamo chiudere altre sedi di guardia. La chiusura avvenuta nel 2014 era legata già alla carenza di medici, ma soprattutto a un sottoutilizzo di alcune sedi che erano veramente poco utilizzate. Quelle presenti reputiamo siano in posizioni anche logistiche strategiche, per cui non è assolutamente intenzione di chiuderle. Tutte le guardie mediche sono sotto organico, vedi Belluno dove sono previsti 10 medici ma ce ne sono 6, piuttosto che Mel dove ce ne sono 2 invece che 4. Carenze di organico causate dall'impossibilità di reperire medici disponibili, tanto che quelli in organico sono tutti o quasi residenti fuori regione e che quasi nessuno è interessato ad un'assunzione a tempo indeterminato. Il futuro è che noi continuiamo a cercare, attraverso i bandi di Azienda Zero e anche con tutte le nostre possibilità, per garantire il servizio.
Motorizzazione civile. Dopo i disagi causati dall'emergenza sanitaria, l'ufficio bellunese sarà nuovamente aperto al pubblico a partire dal lunedì 19 prossimo. Anche le sedute di esami teorici e pratici per il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei veicoli, nonché quelle relative a revisioni e collaudi dei veicoli stessi, riprenderanno dalla medesima data. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Benvenuti al Meteo. Dopo una breve pausa anticiclonica riprende il balletto di perturbazioni che condizionerà il tempo sull'Italia. Sabato sarà ancora buono, domenica maggiore variabilità. Vediamo allora la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata del 17 aprile sarà tutto sommato asciutta, tanto sole ovunque, cielo poco nuvoloso. Dalle ore pomeridiane aumento delle nubi e non si esclude anche qualche locale e debole precipitazione verso sera a ridosso dei rilievi. Venti localmente tesi dai quadranti orientali. Uno sguardo alle temperature che saranno in aumento, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento al mattino, sarà via via più nuvoloso ma in genere senza piogge associate. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo dappertutto, come vediamo anche in questo caso maggiori addensamenti a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime infine sui 16 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.